Una giornata molto importante che vuole ancora una volta sottolineare l'importanza di non fumare. È un messaggio che da anni, anni, anni stiamo lanciando a tutti i livelli e che però trova ancora molti ostacoli, quindi la necessità di continuare a sensibilizzare su questo argomento, che è uno degli argomenti, come dire, più importanti per la salute del nostro corpo, della nostra persona, ma della collettività e della comunità in genere. L'ULSS 3 di Venezia è particolarmente impegnata in questa battaglia, in questa lotta contro il fumo, ci crede molto. Lavoriamo su diversi livelli, sugli ambienti liberi dal fumo e in particolare l'ospedale e gli ambienti di lavoro, quindi la nostra azione sia all'interno dell'ospedale sia negli ambienti di lavoro è particolarmente importante, ci teniamo molto a far rispettare questo divieto, soprattutto in ospedale. Lavoriamo con i ragazzi, con le scuole, con diversi progetti perché vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, alle giovani generazioni questo messaggio importante di non fumare, anche perché sono poi veramente questi ragazzi, queste ragazze che possono diffondere attorno a loro questo messaggio, sia tra i loro coetanei, sia nelle famiglie o nei gruppi, nelle associazioni in cui si vanno a posizionare per il tempo libero. E infine abbiamo anche degli ambulatori molto importanti per la cura delle dipendenze appunto da fumo che sono dislocati in tutti i distretti della nostra azienda e a cui affluiscono direi parecchie persone e anche con buoni risultati. 6 mesi fa un allievo che seguo nella squadra degli esordienti lì alla società dove alleno a Fossò e mi ha chiesto di aiutarlo, mi ha chiesto: mister, mi potresti dare una mano, devo fare una cosa. Va bene, ho detto: di cosa si tratta, Nicolò? Mi ha presentato questo modulo, già giochi fatti, mi dice: dimmi sì o no. Sì, vabbè, ti dico di sì, perché diversamente non può essere. Quando un ragazzo te lo chiede con quell'entusiasmo, con quegli occhi così che ti guarda in questo modo, per forza di cose devi accettare. Una volta che leggo questa proposta, si trattava appunto di impegnarsi per un periodo a non fumare, consapevole delle difficoltà che porta questo lavoro, questa scelta. Ho detto comunque sì, lo faccio. E oggi posso ringraziare Nicolò, lo ringrazio veramente, e chi ha dato la possibilità di fare questa cosa e tutti voi per la giornata che abbiamo passato qui con questa premiazione.